Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale buon pomeriggio, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Torniamo con la nostra linea diretta dopo la pagina informativa. Già collegato con noi da Pordenone Gianni Zanolin, candidato sindaco. Buon pomeriggio Zanolin e grazie per aver risposto al nostro invito. Grazie a lei Costantini, grazie a Friuli TV, grazie mille. Senta, allora prima di parlare con lei, torno un attimo io in studio perché abbiamo l'aggiornamento per quanto riguarda il Covid in Friuli Venezia Giulia, sono arrivati i dati. Allora su 6.183 tamponi molecolari sono stati rilevati 351 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,67%, 2.995 test rapidi antigenici, dei quali 247 casi, 8,24%. I decessi oggi sono 14, i ricoveri nelle terapie intensive 60, negli altri reparti 478. I decessi complessivamente ammontano a 2.943, per quanto riguarda invece i totalmente guariti 64.354, i clinicamente guariti 2.255, le persone in isolamento sono 11.672. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive 81.662, tra cui 932 da fuori regione. E allora torniamo con il nostro ospite Gianni Zanolin che abbiamo presentato all'inizio e che nuovamente saluto. Allora Zanolin, la campagna elettorale si allungherà un po' perché pare che si andrà alle urne tra fine settembre e fine ottobre, insomma queste sono le indicazioni, ma questo come si dice non porta a rilassarsi, no? Anzi bisogna aumentare ulteriormente la progressione per arrivare non col fiatone al traguardo. No, un momento, Omar, Costantini. Io volevo dire questa cosa. Noi dobbiamo essere molto attenti su questo e anche molto rispettosi. Noi abbiamo tanta parte della popolazione che è in estrema difficoltà. Commercianti, operatori turistici, soprattutto, ma anche altri. Io intravedo il pericolo di una campagna elettorale troppo lunga e anche che, come dire, possa francamente irritare la gente, perché bisogna stare attenti a non usare toni e non fare cose che possano, come dire, andare contro un sentimento di grande allarme e di preoccupazione che ha una parte della popolazione. Per cui francamente io nei prossimi mesi farò alcune cose
se lei vuole, direttore, io verrò volentieri da voi, sarò presente. Come vede, Però quando possibile io la chiamo. Certo, ma però la cosa che voglio dire è bisogna, come dire, anche tener conto di queste sensibilità, non esagerare. Penso che abbiamo bisogno di rispettare la nostra gente e far vedere che siamo anche molto frugali, mi permetto di dire. Per esempio, io non voglio fare campagne con troppi manifesti o cose del genere, cioè non voglio come dire, impiegare soldi in campagna elettorale quando vedo che la mia gente sta in quelle condizioni. Ecco, quindi farò così, non accelererò, passerò il tempo a approfondire elementi di programma, a parlare con coloro i quali sarà possibile parlare, perché questo è un momento in cui possiamo farlo solo nelle forme con cui lei ed io in questo momento stiamo dialogando. Ma non intendo assolutamente fare nulla che possa offendere e irritare la gente in un momento così difficile per il nostro Friuli, per le nostre città. Sì, c'è il rischio, come ha detto lei, che qualcuno ne approfitti soltanto per creare confusione e poi alla fine distrarre in un certo senso l'elettorato, no? Ma soprattutto, guardi, quello che io non voglio è irritare persone che in questo momento hanno gravi preoccupazioni. Voglio essere loro vicino e parlare non delle cose che, come dire, attengono più direttamente alle elezioni, ma delle cose che quelle persone ritengono prioritarie per la loro vita. Cioè, certo. Se posso dare una mano, questo voglio fare. Poi ci sarà il momento, penso da agosto in poi, insomma, nel quale potremo anche entrare nel merito, anche, come dire, con tutta la necessaria vivacità nella campagna elettorale, ma prima credo che dobbiamo assolutamente rispettare questa condizione difficile di tante persone, tante famiglie. Completamente d'accordo su quello che lei dice. Senta, allora, il tema dei giovani, no? Si parla poco oppure si parla in modo abbastanza buttato così, no? Nel calderone, tanto per dire qualcosa e non dire niente. Praticamente lei sta cercando di trovare anche, perché no, delle soluzioni per far magari anche ritornare, no? Quei giovani che su Pordenone hanno interesse, no? Non solo per radici storico o per radici culturali o familiari, no? Ma per cercare insomma di dare ai giovani l'opportunità di riprendersi in mano una città con sistemi nuovi e via dicendo. Allora le passo la parola per capire esattamente da lei qual è praticamente il suo programma in merito ai giovani. La prima cosa che mi sento di dire, direttore, è questa, che le statistiche ufficiali sostengono che la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, è la prima in Italia, percentualmente ovviamente, per fuoriuscita di giovani verso l'estero. Sembra di essere tornati indietro di davvero tantissimi anni, salvo il fatto che adesso ad andarsene sono anche molti giovani qualificati. Certo. In realtà, come dire, il fenomeno è antecedente al Covid. Bisogna essere consapevoli di questa cosa. Molti dei nostri ragazzi in giro per l'Europa e per il mondo stanno soffrendo un momento difficilissimo. E infatti non so se ha notato, sicuramente nella sua cerchia di amicizie sarà visibile, ma alcuni tornano. Perché ovviamente le mura domestiche, la protezione della famiglia, l'aiuto di una rete sociale, sono cose che in questo momento servono moltissimo. E quindi man mano che anche, come dire, i sistemi di protezione sociale dei paesi europei come dire, scadono, perché dopo un anno moltissimi sistemi di protezione scadono, soprattutto nel Regno Unito, a Londra e nelle città britanniche questo sta succedendo. Anche nei paesi cosiddetti legati all'ex madrepatria britannica, perché io ho un caso in famiglia con mia nipote che ha già 2 anni che è negli Stati Uniti e praticamente anche lei sta per esaurire, come si dice, il suo percorso negli USA, però insomma ci sono delle opportunità che sta valutando eventualmente per mantenere, no, la sua presenza da quelle parti. Ovviamente speriamo tutti che la promessa di Biden di poter vaccinare rapidamente una gran quantità di americani vada in porto e che quindi anche i ragazzi possano approfittare di un'economia in ripresa.
Però Ecco, tra l'altro mi permetta Zanolin, proprio sul discorso delle vaccinazioni, non solo gli americani de facto e de jure, cioè proprio residenti, ma anche le persone, come per dire mia nipote, ha già effettuato il vaccino e sta già aspettando per la chiamata per il secondo vaccino. è assolutamente giusto che sia così, perché visto che viviamo tutti insieme, sarebbe folle vaccinare solamente una parte della popolazione residente, bisogna vaccinare tutti, altrimenti il pericolo permane. Chiaro. Allora, è evidente che molti ragazzi stanno valutando il ritorno a casa, qui nel nostro Friuli e a Trieste. Stanno pensando che magari per un periodo, per una fase, possano tornare qui. Che cosa troveranno? Beh, intanto ci trovano in ambascia in questi mesi, ci trovano in difficoltà perché anche noi aspettiamo i vaccini, aspettiamo di chiudere questa vicenda. Io spero con tutto il cuore che questa cosa si possa chiudere entro l'estate. E poi ovviamente quando arrivano qui cercano disperatamente una collocazione, un luogo, un qualcosa da fare, qualche cosa per cui possano rendersi utili. Inoltre io credo che sia molto importante in questa fase, ed è la prima proposta che faccio, considerare che questi ritorni anche temporanei però devono essere utili. Cioè la cosa che sbaglieremmo fortemente a fare è farli tornare, accettarli, accoglierli con tutto il bene che gli vogliamo a questi ragazzi, a queste ragazze, e però poi che quando sono qua non diamo loro nessuna opportunità né formativa né di altro tipo. Allora, prima proposta, visto che questo processo di ritorno per la fase di emergenza è evidente, sarà bene che noi, che ci sia una offerta da parte degli enti di formazione, delle università, ovviamente una volta che questa fase di lockdown si concluda, perché altrimenti è inevitabile, ma comunque anche con le forme della formazione a distanza, per cui questi ragazzi possano riprendere magari dal momento in cui avevano staccato dall'università o dalle scuole, per riuscire in qualche modo ad aggiornarsi. Questo sarebbe un buon modo per occupare una parte del tempo se non trovano lavoro immediatamente. Ovviamente servono anche per questi casi straordinari che abbiamo di fronte anche strumenti di collocamento straordinari. Cioè bisognerebbe assolutamente immaginare un provvedimento regionale che si rivolga a loro e che consenta loro anche di fare esperienze di lavoro, magari con qualche strumento di incentivazione per le aziende molto forte. Certo. Questo potrebbe essere un modo anche per tentare una prima linea di resistenza al fatto che poi ripartano. Chissà, se riuscissimo soprattutto io penso a due settori, agricoltura e industria, ovviamente purtroppo commercio e turismo non è neanche il caso di parlarne, ma agricoltura e industria che tutto sommato reggono abbastanza, se riuscissimo a immaginare qualche provvedimento di aiuto alle aziende, se come dire, danno un'occasione ai ragazzi che rientrano dall'estero, questo sarebbe una grande cosa. Mi permetto di dire che se la Regione esaminasse la possibilità sarebbe un passo in avanti significativo. Soprattutto permetta di tirar fuori quella sua specialità, no? Che non è solo scritta sullo statuto, ma mettere in pratica quella che è la specialità della nostra regione, proprio per dire noi possiamo anche cercare di creare una sorta di piano B, piano C, chiamatelo come volete, però dare veramente un messaggio chiaro ai giovani che qui si può fare. Tenga conto anche di una cosa molto importante. La nostra regione ha potestà primaria in campo di mercato del lavoro, cioè noi abbiamo tutti i poteri da questo punto di vista, quindi nessuno ci può ostacolare se proponiamo qualcosa di fortemente innovativo di richiamo per mantenere il più possibile qua questi ragazzi e queste ragazze. Ovviamente so benissimo, tutti lo sappiamo, abbiamo di fronte anche un enorme problema finanziario. Sappiamo che questo è un momento difficilissimo per tutte le istituzioni. Ciononostante io dico, valutiamo quali sono in questo momento le priorità. Secondo me questa di dare un'opportunità ai ragazzi costretti al rientro sarebbe molto significativa. L'altra fase invece, l'altra cosa che vedo più radicale, molto più, come dire, di lungo periodo,
e che mi pare che dopo il Covid si presenti nelle grandi metropoli, nelle città dell'Europa, ma non solo dell'Europa, una fase nuova che è in qualche modo caratterizzata da smart working e e-commerce. Vale a dire il fatto che molte persone, anche stando a Londra, anche stando in queste città metropolitane, però lavorano da casa. C'è un cambiamento radicale nelle modalità di lavoro. Allora io conosco alcuni ragazzi che da Londra sono tornati e però continuano a lavorare nel mondo della finanza, ad esempio, da qui in smart working. E ci sono casi ulteriori anche nei settori commerciali, ad esempio, della moda. Conosco ragazzi che stanno seriamente considerando il fatto che se da noi ci sono condizioni ottime di collegamento e quindi molta fibra ottica con molta potenza, possono pensare di rientrare. Alcuni sono già rientrati. Allora, questa è l'altra cosa che si propone come una questione ineludibile di ammodernamento della nostra regione. Possiamo dire, mi permetta Zanolin, possiamo dire che Pordenone e il suo Interland, ma l'intera provincia, potrebbe essere una sorta di nuovo laboratorio per un ulteriore passo avanti, no? Dello sviluppo, come ha detto lei, per quanto riguarda l'imprenditoria piuttosto che altri settori, visto che Pordenone in questo periodo vedo e sento che ribolle, no? Tantissimo, perché vedo che ci sono tante novità in arrivo per quanto riguarda Pordenone città e provincia, new economy, nuove televisioni che nascono e via dicendo, insomma c'è la voglia, no? di rimanere sempre a galla e probabilmente anche per lanciare un messaggio alle altre aree del Friuli Venezia Giulia per dire che se si vuole si può. Ma certo, allora dare le dotazioni strumentali alla nostra regione per farcela, per poter offrire questa opportunità di lavorare da qui, ma di lavorare su dimensione mondo, mi pare una cosa estremamente importante. Quindi un salto tecnologico che bisogna fare. Questo consentirà, secondo me, a molti ragazzi di valutare seriamente l'opportunità di stare qui. Guardi, le faccio un esempio che è molto che ho davanti agli occhi, cioè vicino a casa mia. La figlia dei miei amici ha sposato un ragazzo sudafricano, loro lavorano nel settore della pubblicità e dopo aver lavorato a Bali e in Sudafrica sono a Pordenone, anche perché lei ha avuto, come dire, una gravidanza e ha voluto far nascere il suo bambino qui, nella sua città, e riescono a lavorare da Pordenone per proporre campagne pubblicitarie e di immagine a livello mondiale. Quindi se noi gli diamo questi strumenti, sono nostri ragazzi, nostre ragazze che possono lavorare da qui. Quindi si può pensare anche a fasi di rientro. Certo. Questo è importante. Però ma a volte mi permetta Zanolin, a me capita perché 2 volte alla settimana, come ben sai, io sono in quel di Pordenone, per la precisione a Zoppola, perché la nostra struttura operativa è anche presente nel Friuli occidentale, in quel di Zoppola, visto che noi abbiamo lì il cuore pulsante, la nostra Silicon Valley, mi permetta, proprio per fare un po' il fuori onda, no? E vedo e noto sempre una cosa: quando io scendo dal treno a Casarsa della Delizia, aspetto il mio socio per poi dirigermi a Zoppola, si respira sempre qualcosa di particolare, nel senso che c'è sempre non so come dire, c'è sempre quella cosa che anche se parti magari dalla lontana provincia dell'impero, parti un po' affranto, non hai neanche voglia di andare a lavorare, eccetera, stranamente come valichi il tagliamento e passi in provincia di Pordenone, c'è quella brezza, no? Quella che potrebbe essere il Ponentino a Roma, che ti fa riprendere e voglia di partire subito, no? Io la ringrazio tantissimo per questa sua osservazione, ne sono molto felice, molto felice. Il fatto che lei constati, come dire, una vivacità di questo territorio mi consola molto e spero che noi possiamo continuare in questa direzione. Ovviamente questa vivacità, vede, deve essere molto favorita, secondo me. E guardi, non è semplicemente una questione di aiuti finanziari, tecnologici e via dicendo, per carità.
e anche un clima di libertà che ci deve essere, che va sempre implementato, che non vuol dire irresponsabilità. La libertà è anche assunzione di responsabilità, ma come dire, serve anche un clima dove sia concepibile la sperimentazione, senza preoccupazioni. E la sperimentazione di mercato oggi è anche come dire, una capacità di valutare esattamente quello che il mercato chiede, di sondare i gusti e le necessità delle persone più giovani e di rapportarsi con loro. Allora, libertà di impresa oggi non è semplicemente diminuire il peso burocratico, la miriade di documenti e di cose che bisogna fare, non è semplicemente diminuire, ed è indispensabile, un carico fiscale, soprattutto nelle prime fasi, nei primi anni di nascita di un'impresa, per dargli modo di capitalizzare il più possibile e di fare il meglio possibile senza troppe preoccupazioni per prepararsi a un futuro importante. E anche la costruzione di un clima culturale, lei accennava a questo, cioè proprio di un sentire collettivo positivo, per cui dare ai ragazzi la dimensione, ragazzi, potete farcela, noi vi guardiamo con simpatia, è possibile che qualche cosa di nuovo e importante nasca e è affidato a voi, alla vostra intelligenza, alla vostra passione, alla vostra volontà di lavorare, Chiaro. di capire quello. Questo clima è molto importante, molto molto importante. Bisogna lavorare per rafforzare questo clima che lei dice frizzante, io dico frizzante e di libertà, proprio una sensazione importante per i ragazzi di poter in libertà costruire il loro futuro. Certo. Creare questo clima sarà molto, non solo a Pordenone, dappertutto. Beh, noi ci auguriamo, insomma, come l'ho detto prima, Pordenone potrebbe essere una specie di laboratorio, perché no, di ripartenza verso soprattutto i giovani, per continuare a mantenere viva la tradizione, la voglia di lavorare, quel pedigree in un certo senso che distingue la popolazione friulana rispetto magari ad altre aree d'Italia dove ci sono altre situazioni e via dicendo. Certo, questa nostra capacità di intrapresa, ma anche questa nostra capacità di essere propositivi dentro le imprese che già esistono. Non solo si tratta di costruire nuove aziende, perché è evidente, le aziende nascono e muoiono e abbiamo bisogno che ne nascano continuamente, ma anche di essere, come dire, molto propositivi dentro le aziende che esistono, dare stimoli all'innovazione. Ecco, questa è una cosa molto importante. Gli stimoli all'innovazione sono profondamente legati a un senso di libertà, a un senso di possibilità aperta per i ragazzi e le ragazze. Questo è molto, molto, chiaro. molto. Allora, senta Zanorin, abbiamo 90 secondi di esigenze con i nostri amici silenziosi e poi riprendiamo con lei l'argomento. 90 secondi, suggerimenti dei nostri amici silenziosi e poi torniamo subito in diretta. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, colio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.
E allora torniamo in diretta, gentili amici e amiche, alla Visione all'Ascolto, con noi ospite in live streaming da Pordenone Gianni Zanolin, che è candidato sindaco proprio per la città in riva al Noncello. Stiamo parlando con lui di giovani, futuro per i giovani presenti sul territorio pordenonese, ma anche per coloro che per motivi X, Y e Z hanno dovuto momentaneamente andare all'estero alla ricerca di fortuna, ma vogliono ritornare per continuare a seminare e raccogliere, no Zanolin? Ma certo, l'opportunità è data, c'è una necessità di tornare, ma c'è anche, come dire, un cambiamento sociale ed economico che consente di immaginare di poter lavorare ad alti livelli dalla nostra regione. Quindi cerchiamo di riportare queste ragazze e questi ragazzi nel nostro territorio. Una delle condizioni, secondo me, perché questo avvenga, questa cosa che vi dicevo prima, cioè di un clima di libertà, vuol dire anche ricondurre la politica e l'attività politica dentro i suoi binari giusti. Cioè, io ho questa impressione, direttore, guardi, ho l'impressione che ci sia stato nel corso degli anni un uscire della politica dagli argini. Lei sa che per un periodo io mi sono dedicato a tutt'altra cosa e recentemente mi hanno chiesto di, come dire, dare una mano e di candidarmi. L'ho fatto volentieri. Quello che ho ritrovato è veramente un eccesso di presenza della politica nella vita sociale e nella, diciamo così, nella vita più intesa in senso lato delle nostre città e dei nostri territori. Ovviamente purtroppo il momento è anche tale per cui la politica si porta dietro anche molte scorie. Guardate, questa sovrabbondanza, questo eccesso, secondo me, non di buona politica, ma di politica mediocre, di politica gridata, di politica con la quale si fa continuamente polemiche, con la quale, voglio dire, si costruisce ben poco, è una delle cose che allontana. Io credo che bisogna ricondurre la politica ad alcuni suoi motivi fondamentali, no? La gestione del territorio, il confronto, l'ascolto, l'apertura di spazi per gli altri, senza una continua necessità anche però di rivendicare alla politica il consenso. Perché se non si lavora su una dimensione che siano almeno alcuni anni, noi non riusciremo a dare a quei ragazzi quel sentimento, quel senso di libertà di cui hanno bisogno. Perché c'è troppa costrizione attorno, come dire, alle modalità con cui la politica si esprime oggi, purtroppo anche nel nostro paese. Certo. Purtroppo. E quindi prego. Credo che, come dire, impostare le cose, vede, quando abbiamo aperto questo collegamento parlando delle elezioni rinviate e quindi della necessità anche di non andare, come dire, a ossessionare la gente con troppi slogan, con troppa presenza, anche con atteggiamenti che possono determinare fastidio in un momento così difficile. Questo è anche una delle condizioni, come dire, per ricondurre la politica nel suo alveo e per aprire alla gente, alla possibilità che i ragazzi trovino un buon clima. Io mi permetto di dire, penso che ascoltare molto, cioè una politica che si rimetta fortemente in ascolto e che non abbia la pretesa di calare sui territori, fra la gente, soluzioni preconfezionate, potrebbe essere un buon modo per, come dire, far sentire i ragazzi importanti, perché allora se ricominciamo ad ascoltarli e cerchiamo di capirli anche, di capirne anche i progetti, le ansie, le paure, le speranze, come dire, quel che li muove, io penso che, come dire, avranno anche qualche motivo in più magari per dire, vabbè, certo. Allora, no? La nostra terra, la mia città, il mio paese, può essere molto interessante. Vedo tanti segnali. Chiaro. Io sono molto amico di tante ragazze e di tanti ragazzi che in questi anni hanno messo su piccole imprese in vari settori, da quello agroalimentare all'informatica, tante cose.
Cioè, Beh, io le posso dire, guardi, se proprio di conforto, io ho la fortuna di collaborare per quanto riguarda il nostro gruppo editoriale insieme al gruppo informatico che è la Horizon Informatica, veramente con due ragazze con incontro alcuno, nel senso giovani, belle, ma soprattutto che hanno voglia di lavorare e non stanno lì, come si dice, a scaldare la sedia, ragazze che veramente si stanno facendo il lavoro con le ossa in un certo senso, no? Col famoso olio di gomito, per seppur giovani, però con le idee chiare, con la voglia di fare e soprattutto, come ho detto, non fanno le ragnatele dove stanno sedute, e questa è la cosa importante. Dunque, come ha detto lei, i giovani ci sono un po' da tutte le parti in Friuli Venezia Giulia, però come giustamente si dice bisogna anche dargli gli strumenti per far sì che dalla teoria si passi anche alla pratica. E l'ultima cosa, secondo me, non l'ultima, ma insomma l'ultima in ordine di tempo, ma è la scuola. Noi dobbiamo riuscire come dire, a cogliere questa occasione in cui la scuola è in enorme affanno, in grande difficoltà, e le famiglie legate alla scuola sono a loro volta in grande difficoltà e in affanno, anche per ricondurre il ragionamento a un pensiero sul rapporto fra la scuola e le prospettive future, cioè che tipo di scuola dopo il Covid? Che tipo di scuola dopo il Covid? Di che cosa avremo bisogno? Allora, in questi anni noi abbiamo capito, io credo che almeno io ho capito questo, ma forse l'abbiamo capito in tanti, che serve una formazione molto ampia, non solamente tecnica. Mi permetto di dire, guardiamo a quello che sta succedendo. Serve la comprensione dei meccanismi, ad esempio biologici, per i quali il virus si espande. Serve la comprensione dei meccanismi per i quali si può immaginare di costruire dei farmaci che contengano il virus. Servono cioè elementi tecnici fondamentali che non sono a disposizione di tutti. Per me sicuramente no. Ma voglio dire, ma immagino che per tantissimi ragazzi sia possibile assumere questi elementi. Ma serve anche, per esempio, la comprensione profonda dei meccanismi sociali per i quali noi ci scambiamo il virus. Serve cioè una comprensione che non è puramente tecnica, no? Cioè noi abbiamo bisogno di tecnici che abbiano una grande apertura mentale, perché solamente la comprensione del meccanismo biologico non ti fa capire come poi riesci a contenere la diffusione della malattia su un piano proprio delle relazioni umane, dove entrano invece altri fattori che devono essere studiati. Allora, una formazione più completa, una formazione che ci metta a disposizione grandi capacità tecniche, ma anche grandi capacità di comprensione sociale. La comprensione dei fenomeni sociali richiede sempre anche una, come dire, conoscenza storica. Da dove nasce da dove nascono alcune delle caratteristiche della nostra socialità qui in Friuli Venezia Giulia e fra noi friulani in particolare? Da come nasce? Da dove nascono queste cose e perché le cose del passato agiscono ancora nel nostro modo di avere relazioni fra di noi? Vede quante cose, direttore, spingono nella direzione di una forte capacità di comprensione e di innovazione tecnica, ma anche di una forte capacità di comprensione dei fenomeni storici, sociali, umani, antropologici, insomma mettere insieme queste cose. Allora, il dopo Covid per la nostra scuola deve essere anche un ripensamento su questi fattori formativi. Noi potremmo avere delle magnifiche ragazze, dei magnifici ragazzi, se diamo loro l'opportunità di frequentare una scuola che, come dire, si offra a loro così larga, così larga. Da questo punto di vista una cosa che secondo me è assolutamente fondamentale, allora è la relazione fra tutti gli strumenti culturali che questa nostra società, nelle nostre città, nei paesi, in una maniera vivacissima ha costruito in questi anni, e la scuola. Cioè riuscire a costruire un rapporto nuovo fra tutte le istituzioni culturali che sono nate, tutte le aggregazioni spontanee sul piano culturale, tutte le passioni culturali che ci sono nel territorio, e la scuola. Ne avremo un grandissimo vantaggio per tutti i nostri ragazzi, per tutte le nostre ragazze.
Perfettamente d'accordo con Gianni Zanolin. Allora, abbiamo ancora un 3-4 minuti, cambio velocemente argomento e volevo chiederle 2 battute in merito a Piancavallo, se voleva rispondermi. Prima però le leggo la dichiarazione dell'assessore Bini. Ben vengano gli investitori che vogliono intervenire per favorire lo sviluppo del Piancavallo. La Regione non ha fatto e non intende far sfumare alcun progetto generato dall'interessamento delle eventuali realtà economiche consolidate e solide per le nostre località turistiche. Lo dichiara l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emilio Bini in risposta a un'interrogazione in seconda commissione consigliare. Zanolin cosa ne pensa? Beh, credo che sia nato da quell'episodio che è stato denunciato, vale a dire, credo che un vice sindaco leghista di Aviano avesse delle relazioni con un gruppo finanziario che opera nel settore turistico molto forte e fosse riuscito in qualche modo a mostrare loro il Piancavallo e le opportunità che a suo parere devono essere colte in Piancavallo. Solo che poi portati in regione questi imprenditori, questi uomini di finanza, di turismo, non hanno trovato una sponda positiva in regione, non hanno trovato chi li ascoltasse, e quindi da quello che si è capito, dal racconto che è stato fatto, avrebbero abbandonato la partita. Devo dire, non credo che quel gruppo possa essere l'unico interessabile alle vicende della nostra montagna in particolare. Però ecco, una delle cose che anche in questo campo mi permetto di dire è, badate, ormai è evidente, o noi siamo in grado, come dire, di presentare un'offerta delle nostre località montane che non sia semplicemente le 2 giornate sugli sci, le 4 camminate e via dicendo, ma come dire che sia molto ricca su un piano anche culturale, della comunicazione, della possibilità di essere continuamente in contatto con il lavoro e con altri luoghi fondamentali di formazione della consapevolezza e come dire, della gente, quindi voglio dire avere una forte disponibilità di banda larga su tutta la nostra fascia montana, oppure anche i progetti di sviluppo della nostra montagna diventano asfittici. Perché voglio dire, non puoi pensare che arrivino imprenditori e poi ti dicono, ma scusi, ma per esempio i collegamenti da qua, internet, fibra ottica, ci sono? E poi nella grandissima parte della nostra montagna non ci sono. Allora, determiniamo le condizioni per poter attirare gli investimenti. È molto importante. E non sono solo la estrema bellezza delle nostre montagne, ma sono anche le dotazioni tecnologiche. Sull'estrema bellezza, mi consenta di dire questa cosa, Costantini, guardi, noi abbiamo un patrimonio ambientale e naturalistico delle nostre montagne che è una riserva straordinaria di aria pulita, acqua pulita, paesaggi meravigliosi. Cerchiamo di mantenerli, evitiamo errori gravi da questo punto di vista, perché se compromettiamo i paesaggi, se compromettiamo, come dire, questa pulizia, poi compromettiamo tutto da questo punto di vista. Certo. Il mio parere personale, come dire, se vogliamo pensare a uno sviluppo di tutta la fascia montana, ad esempio dell'ex provincia di Pordenone, le cosiddette Dolomiti friulane. Esatto, la questione secondo me, come dire, dei collegamenti è molto importante, nel senso io sono convinto che non bisogna intaccare il tagliamento. Certo. Il tagliamento è una riserva talmente importante di biosfera del nostro continente che non va intaccato. Chiaro. Senta, proprio per concludere, rimanendo in tema di Piancavallo, purtroppo oggi è mancato Luciano Dell'Angela Rigo, che è stato per tanti anni il titolare dell'albergo ristorante alla Bordas, che è deceduto oggi all'ospedale. Un altro pezzo storico, un'altra pietra miliare del turismo e non solo della zona se ne va. Il suo ricordo? Il mio ricordo è splendido, nel senso che sono molto, molto legato a quella famiglia. Ho anche scritto un libro che si intitola Il soldatino impazzito, in cui quella famiglia è per una parte protagonista e il Bornas è uno dei luoghi principali in cui le cose avvengono. La mia speranza è che, come dire, l'esempio che per tutta la vita è stato dato
e come dire anche l'abnegazione con cui si è tenuto duro in una situazione non semplice, perché per tutti gli anni 60 e all'inizio degli anni 70 non è stato facile decidere di vivere in Bornas, decidere di portare su tutto. Io ricordo ancora, ero ragazzino, ricordo com'era la strada in quegli anni e i sacrifici enormi che sono stati fatti, credendo fortemente nella possibilità che come dire, quei luoghi potessero attirare e diventare così importanti come sono oggi. Ecco, quell'esempio rimane fulgido, diventa per tutti noi un motivo di speranza nel futuro. Io ringrazio Gianni Zanolin, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative comunali di Pordenone. Avremo altre occasioni con lei per approfondire temi e tematiche legate a Pordenone e non solo, perché giustamente bisogna sempre guardare avanti e non limitarsi al proprio campanile. Le auguro buon pomeriggio e ci sentiamo alla prossima. A lei e a tutti gli ascoltatori e teleascoltatori di Friuli TV. Grazie. Grazie a Gianni Zanolin che salutiamo. Noi chiudiamo questa pagina informativa del Friuli Venezia Giulia, però vi diamo appuntamento più tardi, intorno alle 17:40, 17:45, perché avremo un altro ospite. Questa volta ci collegheremo addirittura direttamente con Roma, perché domani c'è un'importante manifestazione per quanto riguarda le partite IVA in quel della capitale, ma in tutta Italia, e sentiremo dalla viva voce della portavoce regionale cosa sta accadendo alla vigilia di questo evento. Ci sono moltissime aziende dalla nostra regione che sono già in marcia verso la capitale per manifestare i propri diritti. Prima di chiudere però una veloce notizia di cronaca: è in corso nella zona del Forte di Osoppo le operazioni di soccorso per un ragazzino che all'improvviso è scomparso. A dare l'allarme è stato un amico con il quale stava giocando e che si è preoccupato non vedendolo far ritorno nella zona dove stavano appunto giocando i due. I vigili del fuoco, protezione civile. Ulteriori notizie di aggiornamento nella prossima edizione. Allora chiudiamo qui questo spazio, vi diamo appuntamento come detto tra una quarantina di minuti circa, massimo 17:45 per parlare di partite IVA e della manifestazione in programma domani nella capitale. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori.
Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.